Jean-Pierre? Jean-Pierre purtroppo è un personaggio che ammorba la vita di molte persone. Ciascuno di voi ha il suo Jean-Pierre in mezzo alle scatole, o più di uno talora, ma ne basta uno per rovinarti la vita. Per rovinarti la vita, adesso noi esageriamo, per rendertela meno piacevole. I Jean-Pierre abbondano. Però a noi non ce ne frega niente di questi miserabili e io saluto innanzitutto e ringrazio, come tutti i giovedì, perché è con noi a gratis, come si dice a Milano, Max Del Papa. Grazie per questo dono che ci fai tutte le settimane, Max, e buona mattina innanzitutto. Come ti va? Come ti senti? Grazie. Ma insomma... Che è una domandina così... che discende direttamente da ciò che abbiamo messo a fondamento, a cardine della nostra trasmissione di oggi, con quella bellissima fotografia, te lo ricordi, il film dei Monty Python, dove c'è Terry Jones che impersona un personaggio che mangia, tutto elegante peraltro, con il suo bel farfallino, il frac e compagnia bella, mangia, ingurgita, butta giù, continua a mangiare, non smette mai di mangiare, si gonfia, scoppia a un certo punto e tutto il vomito, il bolo, lo schifo che ha ingurgitato invade la sala e gli altri cittadini e gli altri personaggi presenti. Cittadini perché noi ci rifacciamo all'articolo 1 della Costituzione italiana che recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. Giusto? Ciascuno tragga le sue conclusioni, faccia i suoi collegamenti. Che cavolo c'entra il personaggio che scoppia vomitando, mangiando e riempiendo di vomito tutti i commensali nella stanza con l'articolo 1 della Costituzione? Io non lo so dire in maniera razionale, però un collegamento c'è, secondo me. Un collegamento stretto, direi anche, no? Tutto sommato. Non so perché ho fatto questa introduzione, non so perché ho scelto queste due foto, non so perché mi è venuto in mente l'articolo 1 della Costituzione, ma so che siamo in onda, in diretta, e che chi vuole intervenire può farlo in qualsiasi momento, visto che oggi sono pienamente padrone dello studio di Radio Libertà qui fisicamente. E con me c'è il formidabile Simone in regia, che ringrazio, quindi 0292 94 7222 per intervenire in diretta e per dirci che ve ne pare del libro che avete sicuramente già comprato e letto di Max, un libro formidabile quant'altri mai, lasciamelo dire Max, lo dico da lettore, non me ne frega niente che siamo amici, e lo dico da lettore. Il tuo libro Schiavi, la degenerazione della democrazia liberale e il ritorno dell'autoritarismo paternalistico, lo dico a beneficio di chi poi lo cercherà su Amazon, lo trova facilissimamente. Beh, è un libro formidabile, anche se tu ci hai aggiunto una glossa, un commento sul tuo sito di cui sei direttore, ovviamente, il tuo blog, ovvero... E anche vice direttore. E anche vice direttore, il faro di Max Del Papa, altervista.org, ci hai messo una glossa che vorrei riprendere, perché sì, perché mi ha interessato, perché credo che sia utile anche per chi ci ascolta. Chi ci ascolta, lo ripeto, può intervenire fin da subito. Innanzitutto però recensioni del libro di Max Del Papa. Se non avete letto il libro potete fare a meno di telefonare. No, scherzo naturalmente. Comunque 02 92 94 7222 oppure via WhatsApp anche audio 340 6709 659. Mi informa l'ottimo Simone che c'è già una chiamata, per cui noi senza indugio, senza remore, senza se e senza ma, come dicono quelli, ogni volta che sento sta roba mi girano le palle, senza se e senza ma passiamo alla telefonata. Pronto? Sì, volevo parlare col padrone dello studio. Mi sembra di conoscerlo, è l'ebreo errante. Ciao Giulio, ciao Max. Tu l'hai finito ascolta, caro Walter, l'hai finito nel frattempo il libro? L'ho finito. Anche perché non è che ci si mette 8 giorni, si legge che con una voracità incredibile, almeno io l'ho letto così, voracemente l'ho letto sto libro. Io in un giorno 6 ore l'ho. Walter, ti abbiamo perso, dove sei? Ti sei infossato lungo uno degli avvallamenti del tuo cammino odierno. È finito nella fossa delle Marianne camminando, Walter, purtroppamente. Richiamaci perché la tua recensione credo che sia imperdibile, no Max? Che ne dici? Tutte, sì. Come tutte le altre. Quindi, amici, sotto 02 92 94 72 22.
Max, questo libro lo presenti questa settimana, se non erro, questo fine di settimana, o sbaglio? Sì, Mm. sabato, Sabato questo. a Tolentino per la prima volta. E è accompagnato, tra l'altro, credo che sia imperdibile la presentazione del libro, perché non è la solita presentazione del libro, perché tu hai No, scritto, abbiamo già detto, un testo che dal libro prende spunto, ma che in realtà è un'altra cosa ancora, con sì, poesie, con riflessioni, con un testo inedito, e che prende linfa dal libro, Schiavi, ma che è ancora un'altra cosa. Io l'ho letto e mi sono emozionato fortemente, devo dire la verità, per cui credo che un reading come quello che tu hai fatto qui, del testo su Enzo Tortora, un reading di quel genere tratto dal tuo libro debba essere un'esperienza vera, ma lo dico adesso fuori da ogni ironia, scherzo, eccetera. È proprio una cosa che tocca, che prende, semplicemente leggendolo, per cui mi immagino dal vivo. E quindi non posso essere a Tolentino, ma dobbiamo fare in modo assolutamente che a Milano ci siano una serie di incontri su questo libro e sulla base del testo che hai scritto. Però, ti dicevo, mi ha molto colpito quello che hai scritto sul tuo blog, il faro di Max del Papa, .altervista.org, lo dico sempre a beneficio di chi poi va a cercarli online. E beh, tu hai scritto un pezzo fresco fresco di ieri, intitolato Nel tempo che non abito, dove dice a un certo punto che il tuo libro è uscito da 2 mesi scarsi, ma ti sembra già superato. Come al solito non voglio togliere il piacere della lettura a nessuno, però perché superato? Perché hai avuto questa percezione psicologica? perché uno descrive un po' dove va la società che non si capisce più, poi vede che sono rimaste fuori nell'arco di 2 mesi succedono tante cose che sarebbe da fare subito una riedizione. È superato perché la cronaca, ma non è solo la cronaca del tutti i giorni, è proprio il peggio, è la cronaca del peggio che, cioè tu racconti il fatto della vanità, il fatto della faziosità e subito viene fuori qualche nuovo personaggio che è ancora più estremo e che ti toglie quel minimo di ancora di fiducia, di voglia di impegnarti, insomma. Io sto già pensando a seguito, ma per un fatto mio di esigenza, insomma, E tu scrivi, è un no? corrersi dietro. Ecco, ogni frase mi ha colpito di quello che tu scrivi. Si scava l'abisso dalla civiltà in cui Sì, sono cresciuto ogni giorno di più. sì, 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 E sì, ma dimmi, dimmi. cioè, questo tempo che non abito, poi alla fine vuole anche dire che io non abito me stesso. Cioè io non mi trovo più in questo tempo qua. Mi sento un abusivo di questo tempo, mi sento uno che se ne sta andando. Quindi vuol dire che non so bene che atteggiamento prendere, non so bene più chi essere. E infatti questo monologo, che poi è una faccenda teatrale, è diversa dal libro, comincia e finisce nello stesso modo, in modo circolare, ed è uno che, passando per la crisi del tempo, della società in cui vive, si arrende anche da un punto di vista personale, esistenziale. Ecco, tu dici della Quindi civiltà se in ne cui va sei come era cresciuto, arrivato. della civiltà in cui sei cresciuto e dalla quale ti senti sempre più lontano, no? Visti i tempi, dalla quale senti più lontani i tempi in cui viviamo adesso. Tu dici di Sì. questa civiltà in cui sono cresciuto, rivaluto anche addirittura l'ipocrisia. Perfino l'ipocrisia di quella società era meno disprezzabile. Perché? In che senso? Perché il perbenismo, vabbè, è sempre una cosa fastidiosa, però serviva se non altro a tenere insieme la società, i suoi componenti, i suoi rituali, un minimo di educazione, magari formale, magari ipocrita. Adesso, cioè, c'è un tale sprofondare nell'abisso, per cui cioè, anche un minimo di ritegno è diventato patetico, no? Cioè, ci si copre di fango, di merda e bisogna vantarsene. Cioè, io ho visto in questi giorni gente che va in piazza a difendere la libertà dell'informazione e sono quelli che vogliono proibirti di parlare. Sono quelli che dicono basta le querele temerarie e poi si vantano di far querele per pagarsi le vacanze. Cioè è diventata tutta una roba
che io non riesco più a capire, e siccome non la capisco mi trovo in una fase di spaesamento totale, cioè già è faticoso vivere, è faticoso sopravvivere per tante cose, uno cerca di fare il meglio, cerca di essere pieno anche d'amore, cerca di salvare creature, sai, io sono molto come te del resto, come voi, come Nicoletta, siamo molto amanti e devoti degli animali, ma non sempre riesci a salvare tutti, ne salvi uno, un altro ti si ammala. È già una vita molto stanca. Poi dopo trovi anche queste cose che ti tirano completamente giù. E allora dici, ma io alla fine lo Jean-Pierre, quello della canzone, sono io. Io adesso mi trovo in una situazione, ed è anche per questo che scrivo, che faccio queste cose teatrali. Cioè, vorrei capire, sto cercando un atteggiamento da trovare che mi rispecchi, che mi faccia vivere nell'ultimo tempo della mia vita. Io ho 61 anni, sono scampato per ora a un cancro, non posso più essere quello di prima e mi rendo conto che anche fisicamente non posso più essere quello di prima. Io vedo tanta gente, vedo miei compagni, vedo persone che più o meno sono o si sforzano di essere le stesse di quando andavamo a scuola, 40-45 anni fa. Buon per loro, ma io non sono così. Cioè io vivo in maniera traumatica tutte le fasi difficili della mia vita e non riesco e provo molto strazio, molta fatica nel cercare di adeguare la mia età a un tempo a cui non appartengo, che non capisco e io stesso non mi capisco. Quindi scrivo, creo questi monologhi anche per cercarmi, però è molto faticoso, è molto difficile perché poi c'è tutta una serie di rompicoglioni, di gente che non ha di meglio da fare che ti tira giù, di dinamiche inutili che ti tirano giù. Allora, E Max, questo è fonte di grande dolore. abbiamo la telefonata, non so se è ancora Walter che ha recuperato, lo invitiamo a farlo perché è caduta brutalmente. Comunque 02 92 94 7222. Pronto? Pronto, sono io? Pronto, buongiorno, prego. Pronto, ciao Giulio. Ciao. Salve a Max del Papa che io ammiro, stimo Buongiorno. molto. Mi ha colpito notevolmente il suo monologo che ho sentito qualche tempo fa su Tortora. Sì, cose drammatiche. Tra parentesi, confortatemi se la mia memoria non mi tradisce. Molto tempo fa, in televisione, un certo giornalista, mi pare si chiamasse Piroso, aveva fatto una disamina appunto sul caso Tortora e non so se è stato un caso o qualcosa, ma non l'ho più visto in televisione. Ripeto, No, non so se mi ricordo bene il nome, ma penso proprio si chiamasse Piroso. Comunque mi ha coinvolto notevolmente la performance del signor del Papa. Un'altra cosa, vorrei che mi fugasse un dubbio amletico che da un po' mi assilla, cioè il sovranismo alternato della sinistra. Se non erro, c'era già la Meloni quando alla Casa Bianca sedeva il Rimban Biden, che ci ha portati alla catastrofe in Ucraina. Non ho visto però sollevarsi delle proteste sul servimento della Meloni nei riguardi di Biden, cosa che invece è automaticamente scattata quando è venuto arrivato a Trump. Premesso che io sono un anti-americano cronico, allora bisogna essere d'accordo o contro in ogni occasione. Vi ascolto, ciao Giulio, ciao a tutti. Bene. Complimenti ancora a Mas del Papa. Grazie, sì, era Piroso che aveva fatto una cosa tipo un monologo su Tortora. Adesso io non me lo ricordavo assolutamente, ma sono andato a googlarmelo al volo. Comunque c'è anche Walter che abbiamo recuperato, che ci ha recuperato. Walter, buongiorno. Ciao, sono nel bosco, sono errante imboscato questa mattina e quindi vi ho perso. Non so fin dove siete arrivati. Il libro di Max, chi non lo legge gli devono cadere le mani, perché non leggere quel libro, vabbè, è tutto quello che scrive Max, perché a parte lo scrivere bene, scrive anche cose che è difficile poi. Un altro libro che vorrò leggere saranno gli Ursula Gates, perché lo ha presentato FOA in radio l'altro giorno e lo leggerò. Volevo dire questo. Per caso in biblioteca ho trovato 2 libri sono quelli che regalano, che non stanno più, e ho trovato 2 libri di Giordano. Uno mi ha colpito in particolare, era quello relativo ai vampiri,
E mi è rimasta impressa la figura del presidente delle Ferrovie Pugliesi, che nell'arco di 10 anni si è messo in tasca, aveva proprio 180 milioni di euro. I giochi che facevano erano giochi che fanno tutti, erano coinvolte anche le Ferrovie Nord, comprava un treno in Polonia a 2 milioni di euro, lo vendeva a 7 a un altro, poi lo ricomprava a 30. Tutti questi giri che tenevano viva tutta la sua pletora e lui stesso, perché 180 milioni in 10 anni, sa la Madonna. Volevo chiedere, non arrabbiatevi, ma con questo fantastico governo di destra sarà cambiato qualcosa? Ciao Max, e su, porca miseria. Ciao. Perché quando sei forte, sei bravo, cazzo, stai su, porca troia. Ciao Max. Vabbè, per farla corta, diciamo. Max, c'hai qualcosa da dire sulle 2 telefonate? Sì, cioè io capisco anche la passione / indignazione di questi, la destra, la sinistra, l'America di Biden, l'America di Trump. Posso dire che io che li devo seguire per mestiere, sono abbastanza saturo, almeno adesso, almeno oggi, poi domani chi lo sa. Cioè vorrei anche che la gente si staccasse un po', perché alla fine sono anche un po' dei fanatismi che nutrono ma avvelenano. Io, ripeto, sto cercando una via verso la mia vecchiaia, non so neanche se durerà, quanto durerà, però avverto il bisogno di essere altro, di disintossicarmi anche da queste cose che alla fine sono inutili. Noi abbiamo adesso 2 signore che si litigano al governo, sei una stragista, rovini la nazione. Sì, ma stringi. Mi tocca quasi essere d'accordo con Calenda. Stringi. Io il libro, il monologo che faccio va su non voglio dire che sia meglio, che non sia, però va su altre coordinate, tu lo sai. Cioè, alla fine come ci poniamo noi? Verso noi stessi, verso il tempo che cambia, che non riusciamo a capire. Pensa solo a questa cosa dell'intelligenza artificiale. E vabbè, l'intelligenza artificiale che ti fa sembrare Superman, poi dopo oggi leggi che Bezos, quello di Amazon, sta per licenziare 600.000 persone in un colpo solo. Sono queste le cose e nessuno ne parla. Un'altra cosa, nel monologo c'è una parte dedicata ai bambini, i bambini che muoiono. Io mi rendo conto che può sembrare molto papalino, molto pretesco, però insomma io questa storia dei bambini che muoiono e contano solo da una parte. Cioè, dove sono finite le flottiglie? Adesso che ieri Putin ha bombardato un altro asilo, ne sono morti 2, quelli non contano? Guardate che io non sto dicendo è meglio quello di quell'altro, quello è stragista, quello no. Cioè il mio problema a 61 anni, scampato da una malattia, è di prospettiva. Cioè sti bambini, ste creature contano tutte o contano chirurgicamente, queste sì, quelle no? E per cosa contano? Per fare una denuncia, così la procura mi pia sul serio e io vado in televisione? Cioè sti bambini con sti occhi, chi li ammazza? Li ammazzano tutti oppure quelli che muoiono dalla parte che ci fa comodo non esistono? Per me esistono, stanno dentro, hanno tutti gli stessi occhi. E allora io a questo punto mi prendo anche il lusso di essere retorico, patetico, perché mi dovete smentire però. Non vi potete prendere la briga solo di salpare per... Non sto dicendo che i bambini di Gaza non contino, sto dicendo che contano anche quelli dello Yemen, quelli di Kiev, quelli della Siria, quelli dappertutto. Poi vedo un mondo che è pieno di questi qua, che muoiono, sono fiori che vengono falciati via. Io trovo questi e trovo nello stesso sguardo lo sguardo delle creature che uno cerca ti guardano, gatti, cagnolini, ti guardano, sono pieni d'amore, per lo più non riesci a salvarli, no? Cioè, mi starò invecchiando io, però queste cose sugli scandali, sulle polemiche, sulle politiche, su noi altri giornalisti mi appartengono sempre meno, ecco. Cioè ho bisogno di altro. Mi hanno usurato anche a me dopo 35 anni di rassegna stampa, di letture, di approfondimenti, non me ne frega più niente, devo dire la verità. Siamo stanchi. Allora c'è cerchiamo qualcosa di più. C'è Paolo da Brescia che ci scrive via WhatsApp 340, a proposito di sensibilità, 340 6709 659, WhatsApp anche audio se volete.
Paolo, che saluto, ci scrive: vedevo la disputa ieri a proposito di animali per un cane, dimenticando che hanno ucciso la donna proprietaria del cane. È quella 29enne che è stata ammazzata Sì. dal tizio lì. Sì, Sono sì, allibito per la mancanza di sensibilità, Max, concordo con te. Anche a me devo dire... dico di più, cioè hanno ammazzato quella povera Crista a Milano ancora, no? Sì, sì. Oggi io devo vedere una lettera di Sala, il sindaco di Milano, che si indigna, dice gli uomini sono assassini, come se non fosse la sua città, come se Milano non fosse la città più pericolosa d'Europa, come se non ci fossero 2, 3, 4 stupri al giorno, per lo più da parte di Maranza, di immigrati, di clandestini. Questo fa una lettera al Corriere per dire gli uomini sono tutti maiali, che deve fare? Deve rilanciarsi. Cioè, queste cose io non le sopporto più e sono stanco anche di analizzarle, di denunciarle, di criticarle, di prendere per il culo. Ho bisogno d'altro. Nel tramonto della mia vita ho bisogno d'altro, perché ecco perché sto cercando, ecco perché il libro, io sono fiero di sto libro, però mi pare già superato. Vado a farne un altro dove inseguo, cioè forse sarà l'ultima denuncia se ci arrivo. Basta con sto regno di Cialtronia, no? Tutti a puntare il dito e sono tutti responsabili e tutti puntano il dito come se fosse roba di un altro pianeta che non li riguarda. Invece sì. Cioè io a questo punto mi sono rotto i coglioni anche di fare i castigamenti. Mettici pure che, come dicevo l'altra volta, io sono totalmente amareggiato e disilluso perché posso dirlo, adesso posso dirlo, sono stato estromesso quasi dappertutto. La mia colpa è stata avere un cancro e avere avuto ragione sulle cause. Questo libro mi è tornato primo in classifica su Amazon dappertutto, nell'ostracismo più totale. Nei mainstream se ne è occupata solo Silvana De Mari, poi te ne sei occupato tu, se ne è occupata l'altra amica Beatrice Silenzi, basta. E nonostante questa cappa totale, sono arrivato primo e non lo dico con orgoglio, lo dico con tristezza, perché quanta fatica. Quanta fatica. È bastato che un'amica se ne ricordasse e questo libro ha ricominciato a esistere. Quanta fatica. E nessuno, cioè io sono anche stanco di essere il radioattivo che in privato tutti cercano, però gli dicono è meglio che con te non mi faccio vedere, sai? Perché? Perché mi hanno detto che ti hanno detto? Ma tu scrivi sui giornali di destra, ma io non sono di destra, non voto, le critiche le faccio da tutte le parti perché io sono all'opposizione per principio, va bene? Però mi hanno detto che è meglio se. Allora io sono anche stanco e disilluso perché io devo pagare l'isolamento totale, questa fatica perché? Perché mi sono salvato da un cancro. Io ringrazio molto i lettori che dicono questo libro l'ho preso, perché ho solo loro. Però non mi pare, mi sono anche stancato di giocare in un campionato dove il VAR vale solo per me. No, ma poi sarebbe un'occasione di confronto pubblico straordinario il tuo libro, perché dentro ci sono tutte le questioni, come ripeto, te l'avevo detto quando ho finito di leggerlo, strutturali. Tu hai detto il mio libro è invecchiato, io non sono mica d'accordo, non sono d'accordo perché tu hai proposto una chiave di lettura, una griglia, che chiaramente non può tener conto di tutto quello che succede prima, nemmeno prima, figurati dopo il libro ovviamente, no? Però in filigrana c'è la struttura attraverso la quale si costruisce l'informazione, la sensibilità pubblica, i valori, eccetera, eccetera. Quindi alla fine quella lì è una griglia di lettura che serve a inquadrare e a confrontarsi con quello che mano a mano succede ogni giorno. Non è vero che il tuo libro è invecchiato, il tuo libro non invecchia perché hai colto i nodi essenziali. E per me, per quello mi sto, cercando di fare quello che posso per cercare di trovare anche a Milano, no, ma anche a Milano un'occasione di confronto, ma non perché sei mio amico, perché se tu sei mio amico e hai scritto un libro di merda, scusami, non mi interessa nulla, no? Mi interessa invece... Può anche darsi, però io sono stanco, tu lo sai, no, io ho il coraggio delle mie opinioni, però sono stanco anche di essere strumentalizzato, frainteso. Cioè, tu sei di destra, ma insomma, se io fossi di destra lo rivendicherei. Però io ho chiesto che venga messo fuori legge Casa Pound insieme alla Scatasuna. Cioè ho fatto un libro dove per 200 pagine critico la Meloni per il semplice fatto che oggi comanda lei.
sul sito di Porro, che è un sito che non è ostile a Giorgia Meloni, insomma, no, per ragioni di pensiero, ideali. Io critico tutti i giorni l'operato del governo, adesso sta manovra di bilancio. Che deve fare uno? Io non è che devo giustificarmi, no, ma infatti. Però mi sono stufato di questo paese dove per principio, cioè, tu fai delle critiche soprattutto a chi comanda, no, però tu sai. Cioè io sabato vado a Tolentino dove mi hanno detto che non ero gradito, perché dopo puoi far saltare la giunta. Io faccio saltare la giunta. E chi sono? Chi sono? Hamas. Però ti vogliamo conoscere. Allora, mi temete e mi volete conoscere? E vado perché mi hanno ospitato amici. Vado in questa sala, però voglio anche dire venite perché io vi sconvolgo. Perché non vado a spese, non mi nascondo niente del dolore, dello sconcerto personale, esistenziale, sociale, di quello che succede, quello che riassumevi tu, nell'informazione, nella politica, nella società, nella cultura, e tutto si rispecchia. Ecco, io però ho questa ambizione, entro e quando esco la gente è cambiata. Perché oggi o fai le cose per questo, è inutile che le fai. Ma questo libro, per quello io ti dico, sto cercando per quel poco che posso, perché anch'io non è che goda di appoggi particolari, anzi nessuno, e quindi diciamo nella maniera in cui posso farlo, perché ci credo, perché questo qui è un ottimo spunto per discutere finalmente di cose delle cose essenziali, delle cose che stanno in filigrana, delle cose strutturali, perché ogni libro, diciamo, può essere interessante, ma questo è molto interessante perché coglie appunto la struttura di quello che ci sta intorno, del modo in cui si comunica, del modo in cui si pensa, di quello che accade. Quindi sarebbe un formidabile momento di confronto pubblico. Per questo mi piacerebbe, e ce la dovremo fare, perché mi sono incaponito brutto, prima o poi ce la facciamo a farci un giro di presentazioni e di incontri anche a Milano, perché io sono certo che la gente parteciperebbe con molto gusto, con molta passione, perché è un libro scritto con la testa, ma andando al dunque delle cose che contano. Questo è il bello di questo libro. Sono stanco di andare sempre con la grande fatica contro tutti i muri, contro tutti gli scogli, contro tutte le correnti. Cioè, tu l'hai visto questo libro, poi è nato quest'estate, tu eri qua, sì. Quindi l'hai visto come andava avanti. È un libro fatto in 1 mese e mezzo, dove però io sono soddisfatto del risultato. Però ecco, il monologo è una cosa ancora diversa, va ancora più in profondità. Sì. Va ancora più in profondità perché c'è una cifra più personale, non solo, ma più personale. Che deve fare uno di più? Se non mettersi a nudo, esporsi, anche al ridicolo se vuoi, anche al patetico, anche a chi ti prende per il culo, perché poi io vengo anche preso in giro proprio per il fatto che non avendo appoggi di nessun genere, non conti niente. Ma io non voglio contare, però vorrei avere la possibilità di uno spazio, perché le cose che propongo credo che abbiano un valore. Tu non conti. Uno mi ha detto, ma io sono ricco, sono famoso, tu non conti niente. Bello. Un'altra mi ha detto, tu parli male di Milano perché non puoi permettertela. Io invece, frequentando gente attolocata, prendo il meglio di Milano. Cioè, questo perché? Perché io non nascondo le mie difficoltà, non mi illanto, non vado a dire io sono una persona arrivata, conosco, faccio, disfo, cioè, mi pongo anche nella mia fragilità, anche oggi dico che sono stanco, dico che sono ferito. Non lo puoi fare perché ti infilano subito, ti infilzano, ti dicono sei ferito, sei uno sfigato, sei un perdente. Poi dopo vorrei vedere, io di persone molto realizzate non ne conosco, perché conosco tanti che millantano, poi conosco alcuni che effettivamente hanno una vita che apparentemente è soddisfacente, però vivono incarogniti, pieni di rabbia e quindi sono infelici, perché non gli basta mai, vogliono di più. Allora Max, dobbiamo fermarci un attimo perché noi lo amiamo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ma buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, eccolo qua, mamma mia, io vi vedo con gli occhi al cielo, mamma mia, che amore, qua ancora Alberto Acerbis. Abbiate pazienza. Un minuto, visitate olioacerbis.com
visitate olioacerbis.com, andate nel reparto dell'integrazione, troverete in modo particolare, questo è il momento, Bronco Free. Cos'è che schi? Bronco Free. Bronco Free noi lo proponiamo su questa emittente da 23 anni. Matteo si ricorda. Matteo si ricorda. Perché è importante Bronco Free? Perché in maniera naturale e non chimica calma tosse grassa, tosse secca, fluidifica il catarro in eccesso per facilitare l'espettorazione. Che parlo difficile. Per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, altea, papavero, marrubio e verbena, che sono calmanti, coadiuvanti anche della tosse, cioè la calmano. Quindi la bava di lumaca fluidifica il catarro. Timo, verbena, papavero, marrubio calmano la tosse. Alla mattina vi svegliate, pantofolina, zec zec, 2 bei colpi di tosse e vi liberate, è importante. Guardate che non contiene né glutine né saccarosio, lattosio, OGM coloranti, possono prendere anche i piccini. Chiaramente però non è una cosa industriale, quindi velocemente, se volete prenotarlo, 59 euro, 3 flaconi, 3. olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure se volete farlo stamattina chiamate, per informazioni c'è Miriam, 030 68 40 408, ma andate a visitare il sito, non perdiamoci di vista, dite come ci è conosciuto Radio Padania, un regalo per voi. Radio Libertà, ho sbagliato, sarò nostalgico, vabbè, olioacerbis.com, vi voglio bene. Allora, di nuovo in onda, intanto c'è scritto Cesare che ci chiede notizie del libro di Max del Papa e dove si può trovare. Si trova su Amazon e si intitola Schiavi. Ecco, fammi fermare un attimo, sì. Appunto. Si trova su Amazon, non perché io sia devoto alle multinazionali, quello e quell'altro, no, per carità di Dio. Cioè io sono sempre stato, e anche lì nel libro c'è scritto, però io il buono, nel senso quello che posso, lo prendo dove posso. Io perché devo farmi problemi di cose, di editori, eccetera, quando poi dopo qui ho la possibilità di un libro che non stampo in vano, è anche un fatto di rispetto. Io scrivo, sono l'editore di me stesso, nel senso che non mi censuro in niente. Non mi nego niente. E poi, finché c'è questa possibilità che il libro, se uno vuole, se lo ordina, gli viene stampato una copia e se lo prende, i pagamenti mi arrivano entro 2 mesi, mensilmente, e siccome uno deve campare, perché io non ho molte possibilità di altre, no? Infatti mi prendono in giro. Io sono ricco e tu non conti niente. E allora un conto è prendere 50 centesimi a copia, un conto è prendere 7,5 euro a copia, se permettete. Perché poi non è che i miei libri girano, televisioni, giornali, campagne promozionali, io devo fare i conti con me stesso e basta. Quindi non mi venite a dire, ma però tu hai fatto su Amazon, che devo fare? Mettere su una tipografia? Appunto. Stampare 200.000 copie e poi dopo tenermele lì. Cioè cerchiamo anche, per favore, di essere meno ideologizzati, perché... Quindi, caro Cesare, in sintesi lo trovi su Amazon facilmente e si intitola Schiavi, il libro di Max del Papa. A proposito invece del tuo articolo, Max, torno un po' lì perché mi ha colpito un'altra cosa. Sì. Tu hai speso parecchie considerazioni interessanti partendo da una cosa molto, la definisci tu, superficiale. Il gioco delle coppie, che ti dice e ci dice molto dei nostri tempi. Perché ti ha colpito proprio questo aspetto delle relazioni di coppia? Perché è emblematico di un tempo che ci avvolge ma che io non capisco più. Cioè questa cosa delle coppie VIP che si prendono, si lasciano, c'è sempre stata. È un modo di vivere, è anche il glamour per se stesso. Però oggi francamente, cioè, non c'è più neanche quel tipo di risonanza nel peggio. Cioè vedi ste ragazzine di 20 anni con disinvoltura che dicono, sto mese ne ho cambiati 5. Tutta gente sta 40-50 anni di più e te lo dicono proprio, faccio la mignotta perché voglio andare in Parlamento, voglio fare i soldi.
sono cambiati 4, tu vedi un conduttore dei pacchi che sta con una. Il giorno dopo, no, ma quella è già invecchiata, adesso sta con un'altra, e quella sta con un altro. Cioè mi sembra tutto molto ancora più spregiudicato. Io mi ricordo i rotocacchi scandalistici di mia madre, una persona che aveva la terza avviamento, e allora c'era la Taylor con Barton, si pigliavano, si lasciavano, si pigliavano, si embriacavano. Sono stati insieme tutta la vita perché erano due anime avviluppate nel vizio, nella dannazione. Cioè perlomeno uno poteva leggere di qualcosa. Però oggi che vedi un conduttore di pacchi che sta con una con le unghie lunghe così, e io ho messo le gambe al collo, però adesso sto con un altro. Cioè io vedo queste qua, ce n'è una che si sarà girata a mezza Serie A nell'arco di un anno, cambia più calciatori lei che calciatori le squadre. Cioè, voglio dire, è tutto un mettersi sul mercato costantemente, no? Non sei mai fermo da nessuna parte, non hai mai nessun tipo di legame, di fedeltà, almeno un anno. No, cioè c'è questa cosa che noi siamo la nostra merce in vendita in tutti i mercati, dal buco del culo fino al Padre Eterno. Cioè io vado dal Dio che mi conviene e tutti dicono va bene così, va bene così. Come va bene così? Anche la Chiesa dice va bene così, va bene così. Basta che ci date l'obolo, basta che accogliete il migrante. E va bene così. È tutto un va bene così. Quindi ecco, in questo senso sono partito da un esempio superficiale, ma perché poi dopo per induzione. Ma sai che appunto lo stesso ragionamento veniva fuori ieri era la presentazione di un libro di cui pure abbiamo parlato qua, un libro sulla musica a Milano degli anni che furono rispetto ad oggi, eccetera, eccetera. Non sto a diffondermi più di tanto, non è tanto il libro che è un'opera di breve sintesi, anche simpatico, eccetera, però ieri è stato presentato in una biblioteca vicino casa e c'erano alcuni protagonisti della musica che fu, no? Ne dico due, Dario Baldambembo, Mario Lavezzi, tra gli altri, no? Pensa. Che hanno fatto tra l'altro due discorsi estremamente interessanti, perché poi alla fine in filigrana la questione di fondo è quella che hai appena detto tu adesso, cioè la mercificazione completa anche di una espressione umana come è la musica. La relazione di coppia è un'espressione di umanità, no? Di esseri umani. Sì. Dovrebbe. Ecco appunto, e quella sorta di mercificazione assoluta e interscambiabilità totale di tutto, no? Mercificazione nel senso proprio letterale, non sto dicendo in termini morali. Io non capisco perché deve andare bene tutto e il contrario di tutto. Appunto, dico che non c'è nessuna linea divisoria, no? Da un punto di vista valutativo. Poi mi maledicono perché ci vedo prima, ma insomma, io quando vedevo Fedez al podcast, ci andava gente di destra, c'è andato Vannacci a farsi fumare in faccia, e vabbè, c'è andato, come si chiama, quell'altro che prima si insultavano, poi l'ha invitato a Forza Italia, Gasparri. Però ci sono anche andati giornalisti che io considero amici di destra. Io mi chiedevo, ma che cazzo ci vai a fare? Ma c'hai bisogno di quella notorietà lì? Stai in televisione 3 volte al giorno, no? Ma voi lo sapete che questo qui è in procinto, quando gli è andato l'Ambrogino d'Oro, lui doveva entrare in politica con i grillini e la moglie doveva entrare in politica col PD. Adesso ha fatto un'autobiografia e dicevo, questo deve entrare in politica con i grillini per il viatico del Fatto Quotidiano. Ecco, tra l'altro tu racconti una cosa interessante su Fedez, no? Che Travaglio gli aveva offerto una rubrica sul Fatto Quotidiano. Travaglio gli aveva offerto una rubrica fissa a Fedez. Io capisco che su quel giornale lì può andarci di tutto. Però, insomma, Travaglio, che è ossessionato con i cosi, con i mafiosi, con la legalità, offriva una rubrica fissa a uno che per diretta ammissione, lo scrive lui, se la faceva con i mafiosi, con la mafia da stadio, la mafia da curva. Allora, com'è possibile? Poi dopo, perché non è andata a buon fine? Appunto. Perché? Perché questo si è scazzato con la Lucarelli è parte del potere travagliesco, perché lì è tutto un giro, no? E allora dice, come mi ha risposto male, nel gelo, io ero pure malato, ma che ti aspettavi? Cioè, Fedez, tu che ti aspettavi da Travaglio? Travaglio che dice sempre, noi siamo schiena dritta, noi siamo fuori dai giochi, fuori dal potere. Ma cazzo, schiena dritta, ma se stai
noi siamo fuori del sistema, ma se stai nel sistema televisivo tu e tutti quelli sotto di te tutte le sere, ma se facevi il consigliere del principe, quando Conte faceva il presidente del Consiglio, Travaglio gli faceva da consigliere e glielo fa ancora. Questo più dentro il potere di così che c'è. E infatti non ci stava mai una critica su tutte quelle repressioni assurde, controproducenti, ignobili che Conte faceva in tempi di pandemia. Ma dove sta? Ma possibile che si può dire una cosa ed essere tutto il contrario e va sempre bene? E alla fine non ha quagliato e tutti si sono stupiti. Ma tu dai una rubrica a Fedez e Fedez dice sì, nella vita si fanno tanti errori, io me la facevo con i mafiosi da curva, beh vabbè, ma insomma io sono cresciuto a Rozzano e che vuol dire? Pure io sono cresciuto in zone che Rozzano se la mangiano, però mica mi sono messo a fare le spedizioni punitive con gli ultras. Uno poi è anche artefice, c'hai 40 anni figlio bello, alla fine c'hai pure tu la responsabilità delle tue scelte. Io sono cresciuto in posti e ti ci ho portato che Rozzano se la mettono su per il culo perché a Lido Tre Archi ci sta un morto a notte e lì c'era gente che mi voleva fare la pelle, quindi non scherziamo. E questi fanno l'autobiografia per dire sì, vabbè, io sono cresciuto storto, incazzato, pure io sono incazzato, però tu però se vai a Sanremo, sai tu, cioè questa gente che oltretutto, chi fa il rapper, chi fa il giornalista, noi siamo fuori da tutti, ma state tutti dentro, questa è la verità. Allora, noi giapponesi, perché noi americani siamo diventati noi nipponici, no, questa è una parentesi perché c'è l'evoluzione, no. Però il giornalista quello lo stimo molto, ma magari si incazza per la cosa, però Rampini è uno che io stimo, sì, è uno che essendo di sinistra dice io in questa sinistra non capisco più un cazzo, non mi piace più niente. Allora c'è Raffaella da Sondrio, che è una carissima amica ascoltatrice da tanti anni di questa radio, che ci conosce, ci siamo conosciuti e incontrati, ha comprato il libro di Max Del Papa, ma deve sperare che glielo leggano e io spero che ci sia qualcuno di fianco a lei che glielo legga, perché lei non è in grado di poterselo leggere da sola, però è una ascoltatrice che veramente... Mi piacerebbe sapere questa cosa che qualcuno fa da... lettore in voce, ma lo troverà Raffaella molto. Perché per fortuna Raffaella è una bravissima ragazza. Io la ringrazio perché non potendolo leggere e comprarlo lo stesso è un atto d'amore, non è un atto di stima. Certo. E quindi anche io la amo e spero di incontrarla. E se lo merita, perché io l'ho conosciuta di persona e colgo anche l'occasione per salutarla con grandissimo affetto in diretta. Intanto c'è un altro messaggio e poi non ho capito, ci sono anche telefonate, le passiamo. Allora passiamo prima alle telefonate e poi leggo il messaggio di Loredana che è arrivato nel frattempo al 340 6709 659. Pronto? Buongiorno. Sono Gianni da Genova. Caro Gianni, buongiorno. Giulio, un saluto e un abbraccio a Max. E invece di essere aria fritta, questo qua è un programma di aria pura. Altro che. Ed è raro, è sempre più raro, perché la giornata d'oggi essere una persona semplice, sei una persona normale, sei fuori dal tempo. E purtroppo è così, però ci sono le possibilità di poter andare avanti con i tuoi valori di famiglia, con i valori che ti ritrovi con gli amici più intimi e più cari, e quello ti aiutano, ti danno la forza per poter andare avanti, se no è tutta una schifezza. Però ci sono delle piccole varianti che possono aiutare le persone che cercano di vedere con gli occhi e col cuore. Un saluto e un abbraccio. Grazie Gianni, grazie anche a te. Benini, io ti metto le braccia al collo, ti ringrazio, spero di venire anche a Genova. No, perché cioè, io forse ho sbagliato tutto nella vita, però... Aspetta che ti abbiamo perso, Max, c'è stato qualche secondo di buco audio. Non ti sento più. Ti vedo ma non ti sento, non so cosa sia successo. Forse dobbiamo richiamare, anche perché c'è la questione dell'ora. No? Niente. Gli sono partite le cuffie a Max. Allora, facciamo una cosa, aspettiamo che recuperi le cuffie. Intanto però non posso leggere il messaggio di Loredana perché altrimenti Max non lo sente. Ne approfitto invece, intanto se volete telefonare le linee sono aperte, quindi 02 92 94 7222
Ne approfitto per dare un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA. Cos'è successo nel frattempo? Che cosa ci racconta l'ANSA? Che oggi c'è il Consiglio dell'Unione Europea e che il presidente ucraino Zelensky dice che il cessate il fuoco è possibile, bisogna fare pressioni sulla Russia, le sanzioni sono cruciali. Anche Zelensky sarà al vertice di Bruxelles. In serata è arrivata ieri la Premier Meloni. Sanzioni contro Mosca da parte dell'Unione Europea, via libera. Grande giorno per l'Europa e l'Ucraina, dicono loro, e sull'Ucraina Trump: ho cancellato l'incontro con Putin, ma lo faremo, dice Donald Trump. Il segretario dell'Alleanza Atlantica della NATO, l'ex premier olandese Rutte: se manteniamo la pressione su Mosca arriveremo alla tregua. Questo per dire, non lasciamogli a Trump il merito di tutto quanto. Mentre a proposito di Stati Uniti, il segretario di Stato americano Rubio ha detto a sua volta, sull'altro fronte caldo, quello di Israele e Palestina, al premier israeliano Netanyahu: l'annessione della Cisgiordania è una minaccia per la pace. Questa la vediamo un pochino meglio. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha messo in guardia Israele dall'annessione della Cisgiordania, affermando che le misure adottate dal Parlamento e la violenza dei coloni minacciano l'accordo di pace a Gaza. Il riferimento del segretario di Stato degli Stati Uniti è alle proposte di legge sull'annessione della Cisgiordania occupata, appena una settimana dopo che il presidente Trump ha approvato un accordo per mettere fine a un'offensiva israeliana di 2 anni nella striscia di Gaza. Penso, ha detto il ministro degli esteri in sostanza statunitense, che il presidente Trump abbia chiarito che non è qualcosa che possiamo sostenere in questo momento, a proposito dell'annessione della Cisgiordania, mentre saliva sul suo aereo per una visita in Israele. Allora, dovremmo avere di nuovo collegato Max del Papa. Stavo guardando un attimo la prima pagina dell'agenzia ANSA, dove c'è il segretario di Stato statunitense che prende un pochino le distanze da Netanyahu. Ma al di là di questo, Max, ti volevo leggere ciò che ci ha scritto Loredana. Ho letto il libro ed è drammaticamente divertente. Consola, perché qualcuno dice quello che quasi tutti pensiamo. Lo tengo bene in vista dove lavoro. Alcuni sbirciano e lo vorrebbero in prestito. No, ho imparato a dire no, finalmente. Se comprano il frullatore... Sì, grazie, perché francamente... Se comprano il frullatore su Amazon, che clicchino sul libro di Max del Papa, perché se lo merita. Poi lo tengono fuori da certi ambienti riservati ai prescelti. Capita lo stesso a molti di noi e allora sostenere lui è una soddisfazione. Scrive Loredana. Allora Max, rimango invece al tuo articolo, perché tu a un certo punto scrivi un'altra cosa. Scrivi un'altra cosa, la frana è generale e travolge tutto. Allora, poco fa il nostro amico Gianni ci diceva: ma esistono degli ambiti che per fortuna non sono travolti e nei quali possiamo trovare, non dico rifugio, ma anche nutrimento e sostanza. Secondo te invece la frana travolge proprio tutto? Niente tiene da nessuna parte, scrivi tu. No, e lo ribadisco perché l'ho scritto ieri sera. Però si può dire questo, cioè io anche lì non so che cosa è stato della mia vita. Ripeto, ho amici, persone che conosco da 50 anni che sono più o meno le stesse e io non sono più in niente quello che ero da ragazzo, perché la vita evidentemente mi ha imposto dei salti troppo vertiginosi, troppo drammatici. Forse è rimasto in termini di atteggiamento verso la vita qualcosa. Quando ero piccolo, la mia maestra delle elementari, che sento ancora adesso, a 92 anni, diceva che io ero un po' troppo fragile, che ascoltavo i fili d'erba crescere, ero il suo prediletto per questo. Non avrei mai pensato, nessuno che mi conosce avrebbe mai pensato che io sarei diventato così sinonimo di duro, di cinico, uno che spara quando scrive, cioè c'è il più duro, il giornalista più duro, più spietato che c'è in Italia. Questo evidentemente ha comportato una violenza bestiale su di me. Io oggi sto cercando di riappropriarmi in questo. Quando scrive Gianni da Genova, io propongo la stessa disperazione, un nichilismo, però a questo punto non più da un punto di vista politico, da un punto di vista personale, di sentimenti. Può essere retorico, però io penso che l'ultimo rifugio sia quello di ritrovare una pietà. Che sia una pietà per i bambini, che sia una pietà per gli animali, che sia una pietà per noi stessi. Una cosa che dico spesso anche nel monologo è: le persone malate non abbandonatele.
Sembra niente, ma io la settimana scorsa ho avuto notizie di un'altra amica che con me ha condiviso la strada del cancro e le dicevo sempre ce la fai, ce la fai, ce la fai. L'ultimo messaggio che mi ha lasciato: certo che ce la faccio, amo troppo la vita. Non c'è più. Non c'è più. E quindi è un pezzo di morte che si scava ancora in me. Io ne ho tantissimi, ne ho avuti. Da moribondo e adesso che continuo a sopravvivere. Allora io dico, se volete sentirvi vivi, andate da chi sta morendo. Poi si può fare tutta la politica che si vuole, si può incazzarsi sulla Schlein, sulla Meloni, su Gaza, su Netanyahu, su Putin, però partite da queste cose. Allora, se la gente mi segue, e io spero che mi chiami, è perché forse l'ultimissima spes è quella di un'umanità, può essere dura, cinica, residuale, quello che vuoi, però almeno non bruciate l'ultima umanità che rimane. State vicino anche alla sofferenza, perché se no tutti i discorsi sulla politica, sulla corruzione, non servono a niente, non hanno più corpo, insomma. E poi questa cosa ce l'abbiamo anche vicino, perché basta aprire gli occhi e ce l'abbiamo di fianco. Non è un modo di dire, sì. È la verità. Molto spesso è molto più vicina di quello che immaginiamo. Tutti abbiamo persone che stanno morendo, che sono malate. Ecco, c'è un altro... Dimmi Max. No, è questo, cioè non posso essere io da malato oncologico a stare vicino a altri malati oncologici che sono stati dimenticati da tutti, capisci? Allora io nel monologo metto la politica, ma metto soprattutto questo. Metto il dramma della ragazzina che nell'era dell'automazione, dell'intelligenza artificiale deve fare 1000 mestieri. Per non avere mai niente, 1000 mestieri sperando che non ci sia pure quello della puttana. E parlo di questa. A fronte di chi? A fronte di altre ragazze che dicono, e lo dicono citando letteralmente, io mi sono messa su OnlyFans, da quando apro le gambe non so più dove mettere i soldi. Cioè è un tempo in cui io devo assistere alla gara di quelle che sono OnlyFans e si concedono, una si è concessa, non mi ricordo se a 100 o a 1000 uomini in 24 ore. Ma cazzo, ma sono anche delle cose demenziali, ma come fai? Ma dove li metti? Ma quanto disinfettante ti serve? Ma è una cosa normale. Sono stata con 100 uomini in 24 ore e poi dopo vanno alla zanzara, vanno in televisione per questo. Io non lo abito più questo tempo qua. Non mi potete dire va bene così, insomma, passa avanti. Ma che passi avanti? Ecco, c'è un altro ragionamento che tu fai, no? E che voglio sottoporre anche a chi ci sta seguendo. Quando sia cominciata una simile degenerazione, Sì. difficile dirlo, tu scrivi, no? E poi alla fine diventa tutto un discorso sociologico. Ma ha senso, secondo te, capire quando e come è cominciata questa deriva? Può avere un senso da un punto di vista della comprensione storica. Solo che, sai, col senno del poi si può motivare tutto. Per cui alla fine, il rischio è che a forza di andare indietro sulle cause si perde di vista il rimedio. Cioè che cosa possiamo fare, cosa vogliamo fare, che cosa si deve fare. Perché dire, vabbè, però questa cosa, siamo usciti dalla povertà della guerra, siamo entrati nel boom, poi i partiti hanno perso la trasmissione con la società, sono diventati a loro volta autoreferenziali comitati d'affari. Sì, è vero, il Partito Comunista ha perso la cinghia di trasmissione col sindacato per la classe operaia e quindi si è schierato sempre più a ridosso della DC nel clientelismo. Sì, è vero. E quindi poi nessuno in questi poveri cristi li ha rappresentati più. Poi è arrivato il socialismo craxiano, che era tutto un comitato d'affari sulla corruzione. Poi è arrivato Berlusconi che ha raccolto il testimone e ha fatto un altro passo avanti, cioè il tycoon, il finanziere che si prende il potere politico. Quindi noi poi abbiamo avuto i Bush, poi adesso abbiamo i Trump. Sì, tutto vero, però ci basta saperlo e andiamo avanti così. Io vedo che l'unico metro di civiltà e di umanità è il successo. Tu hai avuto successo? Va bene. I soldi, poi successo e soldi. Tu hai avuto successo, vabbè. Sei un pregiudicato? Hai ammazzato qualcuno? Basta che stai dentro. Io sto assistendo in questi giorni alla rivalutazione di La Cerenza e La Nobile. Si sono pigliati quanto? 4 anni, 3 anni, però hanno dato impegno 900.000 euro. Oh, ma cazzo, 900.000 euro di bottiglie di champagne, anacquato pure,
Vabbè, vanno in televisione, tutte le trasmissioni sono 2 martiri. No, decisamente non lo capisco più sto tempo. Quelli della gintoneria, sì, per non sì. sbagliare. Sì. Il cui avvocato è diventato avvocato in un'altra celebre causa di questi tempi qua, no? Tanto per Perché dirne dice una. l'avvocato mediatico, come avvocato mediatico? Quell'altro, altra cosa. Uno dei miei difetti, come dice sempre il mio amico Renato, è che ero in anticipo sui tempi. Ed è un difetto. Cioè io dicevo, anche amici, c'è sto avvocato Lovati, fuori di testa, visto, che è stato mandato via. Dico, questo va al Grande Fratello. Tu sei sempre il solito, questo va al Grande Fratello. No, questo sta facendo una cazzata personale perché va al Grande Fratello. Oggi se ne esce la Lucarelli, che è esperta in solo questa cosa, e dice, hanno proposto un pacco di soldi a Lovati per andare al Grande Fratello. Ma perché? Perché uno che dava i numeri, che diceva mi sono sognato le cose, sono andato con Corona, Jerry la rana. Cioè, dov'è la sostanza qua? È lo schifo. Siccome hai fatto abbastanza schifo, ti mandiamo al Grande Fratello. Francamente, allora io faccio un gesto politico, cioè parlo d'amore e di sofferenza contro tutta questa merda. Per quello, se mi volete venire a sentire. Allora, sono già le 10:58, dobbiamo salutare tra pochissimo, Max, però io vorrei chiudere perché ho preso oggi come punto di riferimento il tuo ultimo articolo sul Faro di Max Del Papa, sul tuo blog, perché punto it, naturalmente tu sei direttore e vice direttore. No, ma lo dico seriamente perché è una bella chiave di lettura di tante cose, no? Anch'io mi ci sono confrontato su quello che tu scrivi, cioè cercare anche di capire quando è iniziato questo percorso. Sì, ha senso, però in effetti, come dici tu, ne ha fino a un certo punto. Perché quello che conta è il prodotto finale, la situazione in cui siamo, no? Sì. Ed è vero, concordo con te sulla conclusione che tu trai da questa analisi, cioè politica, informazione, bordello diventano una cosa sola, dominata da una logica che è una logica, quella sì, mafiosa, la logica del clan, no? Se tu sei dentro a uno dei circoli in questione, che poi alla fine si somigliano tutti, perché le logiche che li governano sono molto simili, no? Tu hai fatto prima l'esempio dell'avvocato Lovati, ormai tutti i mondi. La professione dell'avvocatura un tempo era caratterizzata da certi standard, non esiste più niente. Ormai le regole, come si vede, sono tutte uguali. L'avvocato va al Grande Fratello, sì, sono perché tutte è passato uguali. Tramite Corona. Poi, tra l'altro, un avvocato come diceva quello al quale hanno sparato in gola e tutti esultano, no? Un avvocato dimostrami che sbaglio. Di 70 passa anni, tra l'altro, no? Quello colpisce anche perché veramente vuol dire che sta roba qua è penetrata dappertutto, nelle coscienze dei vecchi, dei giovani, di chi fa una professione, di chi ne fa un'altra. Le regole sono quelle e sono regole proprio da clan, ma un clan talmente, a me hanno detto, tu non conti un cazzo perché sei povero, io sono pieno di soldi, sono famoso, è discutibile poi, il fatto dell'essere famoso, dell'essere seguito, pure io sono seguito, volendo pure io sono famoso, ma non è questo il punto, è come ti rispetta la gente. Però il metro è quello lì. Trovati anche tu la tua gintoneria, come tu concludi, il tuo sacro graal, così sarai protetto e valorizzato anche tu. Valorizzato può dire? Sì. Si può dire valorizzato in quel contesto qua. Comunque, Max, sono le 11, io ti ringrazio come sempre e ricordo ai nostri amici all'ascolto che vale la pena di leggerselo questo libro di Max Del Papa, Schiavi, lo trovate su Amazon. E faremo di tutto per farci un bel giro anche a Milano in mezzo alla gente, alle persone che sono fatte. Intanto diciamolo che verrò lì a trovarti a fare un estratto da questo monologo lì in radio, se vorrei. Sì, poi lo facciamo sicuramente. Settimana prossima e quella dopo non ci sono io, però poi lo organizziamo. Grazie a Max Del Papa, grazie a tutti.